Buongiorno e ben ritrovati, buon venerdì 8 maggio, siamo puntuali come sempre alle 12 per raccontarvi un'ora e mezza di notizie, di aggiornamenti, dei fatti principali accaduti in Veneto, ma non solo, perché andremo anche in Friuli Venezia Giulia. Tanta cronaca in primo piano, iniziamo con l'ennesima purtroppo tragedia sul lavoro accaduta nel veneziano a Martellago con un operaio cinquantenne caduto dal tetto in un cantiere. L'uomo ha perso la vita e sul posto per noi c'è la nostra Ilaria Marchiori per tutti gli aggiornamenti su questa tragedia. Buongiorno Ilaria e buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno anche a te Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori, ci troviamo qui a Merne di Martellago, alle mie spalle il cantiere dove ieri in tarda mattinata è avvenuto questo incidente mortale. Un operaio di 50 anni di origine marocchina stava lavorando sul tetto dell'edificio in costruzione di un supermercato quando per cause ancora di accertamento è precipitato nel vuoto da un'altezza di circa 5 metri. Era dipendente di un'azienda specializzata nella posa di guaine, impegnata proprio nella realizzazione della copertura della struttura e sembra stesse facendo effettivamente quello. Sul posto poco dopo è giunta l'ambulanza del SUEM 118, l'ha portato all'ospedale di Mestre, hanno cercato in tutti i modi di salvarlo, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Nel primo pomeriggio è stato poi dichiarato il decesso. Sul luogo sono giunti poi anche i carabinieri di Mestre e ovviamente i tecnici dello Spisal dell'ULSS 3 serenissima per accertare che cosa sia effettivamente accaduto. Naturalmente l'area è già stata posta sotto sequestro. Allora, qui insieme a me ci sono due ospiti, partiamo da Silvia Bernardi, assessore al sociale del comune di Martellago, che si rende portavoce anche del sindaco Andrea Saccarola, impossibilitato perché è fuori città. Buongiorno a tutti, grazie. È un momento molto triste e angosciante quello che la nostra comunità è stata costretta a sentire. Noi ci uniamo, ci stringiamo a nome di tutta l'amministrazione ma anche di tutta la nostra comunità, alla famiglia, agli amici e ai colleghi di questa povera creatura che ieri è partita. Questo è un pensiero angosciante, ieri partita per venire a lavorare e non è più ritornata a casa. E allora il nostro pensiero può essere solo di grande vicinanza a chi oggi sente questo vuoto ingiusto, questo vuoto incolmabile e angosciante. Altro non posso aggiungere se non il nostro più grande cordoglio per questa triste notizia. Certo, ricordiamo che la vittima lavorava per una ditta in subappalto, non era residente appunto nel comune di Martellago. I sindacati nuovamente sul piede di guerra, sindacati uniti CGIL, CISL e UIL. Qui insieme a me c'è proprio Dario De Rossi, segretario della CISL di Venezia con delega alla sicurezza. Ancora una volta voi ribadite quanto sia fondamentale la sicurezza nei luoghi di lavoro, anche alla luce proprio dei dati recenti che ci siamo trovati a leggere e vedere non meno di un mese fa. Sì, certo, proprio un mese fa tenevamo il nostro attivo dei delegati al capannone del petrolchimico e purtroppo dobbiamo constatare l'ennesima morte sul lavoro. Come Venezia abbiamo la maglia nera rispetto al Veneto, siamo dietro solo a Verona e chiaramente non è possibile continuare a morire sul lavoro. Noi come CISL è chiaro che siamo impegnati assieme anche alle istituzioni, assieme all'INAIL, al Comitato di Coordinamento Provinciale a cercare delle soluzioni, perché se per quanto riguarda le norme come Paese Italia siamo messi bene, però purtroppo questo non basta e noi dobbiamo ribadire soprattutto rispetto a queste persone che sono straniere, ove purtroppo in questi paesi stranieri manca la cultura della sicurezza. Dobbiamo cercare di fare di più, non bastano solamente corsi di formazioni e leggi, dobbiamo cercare di investire su tecniche pratiche per portare questa cultura della sicurezza e per evitare che ci siano questi morti.
Grazie a Dario De Rossi, grazie a Silvia Bernardi. Qui da Maerne è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria, grazie anche ai tuoi ospiti. La cronaca ci porta ora nel padovano. Diletta Miatello non presenterà ricorso in Cassazione. Diventa definitiva la condanna a 23 anni per l'omicidio dei genitori avvenuto nel dicembre 2022 a San Martino di Lupari. Condanna definitiva per Diletta Miatello, l'ex vigilessa urbana d'Asolo ma residente a San Martino di Lupari, sconterà oltre 23 anni di carcere per l'omicidio dei genitori Mariangela Sarto e Giorgio Miatello. La difesa ha deciso di non ricorrere in Cassazione. La sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Venezia è diventata dunque definitiva. I fatti risalgono alla notte tra il 26 e 27 dicembre 2022 nell'abitazione di famiglia di via Galileo Galilei a San Martino di Lupari. La madre 84enne Maria morì dissanguata durante l'aggressione con 24 colpi alla testa. Il padre Giorgio, di 89 anni, inizialmente sopravvisse ma morì 2 mesi dopo in ospedale a causa delle gravi ferite riportate nell'aggressione. In appello la pena era stata ridotta rispetto ai 28 anni inflitti in primo grado grazie a un concordato tra accusa e difesa. Restano confermati anche i risarcimenti ai familiari, 100.000 euro alla sorella Chiara e 15.000 euro alla nipote come provvisionale. Dopo la detenzione nei penitenziari di Verona e Trento, Diletta Miatello è stata trasferita nel carcere femminile della Giudecca a Venezia, dove ha manifestato l'intenzione di riprendere gli studi universitari. Restiamo in provincia di Padova. Aggredisce l'ex convivente nella sua casa a Terrassa Padovana davanti al figlio minore in manette, un 54enne già noto alle forze dell'ordine. Un acceso litigio per una gita scolastica del figlio minore degenerato in una doppia aggressione ai danni dell'ex convivente. Per questo un 54enne residente nella Bassa Padovana, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Bovolenta con le accuse di maltrattamenti in famiglia e violazione di domicilio. Fondamentale è la richiesta d'aiuto lanciata dalla donna al 112. Ha raccontato ai carabinieri di essere stata aggredita nell'androne condominiale davanti al figlio minore. Il 54enne l'avrebbe spinta violentemente contro il muro per poi strapparle dalle mani le chiavi di casa e chiudersi all'interno dell'appartamento. Dopo alcuni minuti, di fronte alle richieste insistenti della vittima, avrebbe consentito alla donna e al bambino di rientrare in casa per poi aggredirla nuovamente. Dopo la chiamata della vittima al 112, la pattuglia dei carabinieri è arrivata subito sul posto. I militari hanno raccolto la testimonianza della donna e identificato l'uomo che, secondo quanto riferito, ha mantenuto un atteggiamento aggressivo e non collaborativo anche durante l'intervento. Dagli accertamenti è inoltre emerso che in passato la donna aveva già sporto ulteriori denunce nei suoi confronti, vicende che avevano portato anche a condanne definitive. L'uomo è stato quindi dichiarato in arresto e trasferito nella propria abitazione agli arresti domiciliari come disposto dalla Procura della Repubblica di Padova. Incendio ieri sera in un'abitazione a Fonzaso. I vigili del fuoco di Belluno sono intervenuti per le fiamme sviluppatesi all'interno di un'abitazione disposta su 3 livelli che hanno interessato in particolare il piano mansardato dell'edificio. Sul posto sono intervenute le squadre del distaccamento di Feltre con il supporto di unità della sede centrale giunte con autoscala, il carro aria e i volontari del distaccamento del Basso Feltrino. In totale le operazioni hanno visto l'impiego di 19 operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento, bonifica, messa in sicurezza dell'area che si sono concluse intorno alle 4:20 di questa mattina. Non si registrano persone ferite o coinvolte. Le cause dell'incendio ora al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Colpo a Cassola e dunque andiamo nel Vicentino ai danni di un'anziana. La donna che abita da sola stava dormendo e non si è accorta di nulla. E mi trema mia mamma. E perché ho paura di andare in letto. E ora, cosa devo fare adesso? Perché non è tanta paura, ho paura sempre che delle volte tornano e fanno qualche cosa che non va. Quello è, perché dopo quando uno è da sola, è anche anziana, sai come che è. Grande la paura per Ornelia Tonziello, 89 anni. I ladri sono entrati nella sua abitazione durante la notte, proprio una delle poche occasioni in cui era riuscita a prendere sonno. La signora vive da sola da 5 anni in via Sterni, a Cassola. Stavo dormendo, non ho sentito niente. Lunedì notte, venendo al martedì, sono venuto dentro e mi hanno rotto questa porta qua. E alla serratura mi hanno rotto la finestra,
per andare fuori, anche la serratura là, ha rotto un po' la persiana, sbassata e dopo l'hanno bloccata in qualche modo. E mi hanno preso tutti i gioielli che avevo. Alle 6 del mattino, quando si è alzata dal letto, i malviventi erano già scappati con il bottino. 5-6 anelli, 3 bracciali, 2 girocolli e 200 euro che avevo rendo portamonete e le collane e dopo tutte le perle e le robe le hanno buttato tutto qua, in mezzo al cortile. Nonostante abbiano scassinato la porta e rotto la finestra, né Ornelia né i vicini hanno sentito nulla. I ladri sono riusciti a muoversi nel silenzio, agendo indisturbati e senza fretta. Nella fuga però qualche perla l'hanno persa per strada. Io mattina non sapevo, quando vengo fuori via tutta la mia roba, tutto fuori. E che è successo? E loro vado in camera a vedere una camera e là ho trovato il comò aperto e tutte le scatole aperte e le scatole buttate via e tutti i gioielli saranno presi tutti. Lasciamo per un attimo la cronaca e apriamo la finestra su Genova, perché con l'alzabandiera di questa mattina è iniziata ufficialmente la 3 giorni alpina per l'adunata appunto di Genova. E allora andiamo dal nostro Lucio Zanato, che sarà la nostra guida in queste giornate alpine. Buongiorno Lucio. Buongiorno Francesca, come sempre, come ogni adunata, con questo gesto inizia ufficialmente l'adunata nazionale qui a Genova, 97esima almeno per il gruppo Media Nord-Est. Sono con il presidente Casetta di Vittorio Veneto perché uno dei temi che caratterizzerà questa adunata, almeno per quanto riguarda i muli, è i muli di Vittorio Veneto e gli eredi di Eroso. Tanto è vero che proprio qui a Genova, devo dire, dopo il servizio che abbiamo fatto, si è mosso davvero di tutto, perché qui insomma i muli in realtà li volevano. E allora Presidente? Alla fine sì, alla fine i muli li volevano, però non abbiamo poi fatto il tempo a trovare un altro trasporto perché l'avevamo ovviamente disdetto, quindi non siamo riusciti a trovare un mezzo che li potesse portare giù e quindi anche se poi servivano tutti i permessi ancora, perché loro hanno detto sì, vengono, possono venire, però in realtà noi ancora nessun permesso avevamo in mano, per cui abbiamo dovuto rinunciare ai nostri muli per la disperazione dei bambini, perché domani i muli dovevano fare una passeggiata con degli alunni delle scuole e quindi quando parliamo di alunni delle scuole e parliamo di muli è ovvio che i bambini sono sempre entusiasti di vedere questi nostri quadrupedi. Purtroppo quest'anno è andata così. Insomma, comunque diciamo che purtroppo la burocrazia ci ha messo lo zampino. Sì, certo, diciamo questo senza fare polemiche come avevo già detto l'altra volta. Purtroppo la burocrazia ha fatto in modo che i muli non abbiamo rischiato di portarli a Genova. Anche perché poi c'è una spesa, gli animali devono essere preparati accuditi, in determinata maniera, insomma sarà per la Triveneta. Sarà, sicuramente a Gemona ci saranno tutti e 6 perché la nostra scuderia si è rimpolpata di altri muli, quindi ora ne abbiamo 6 ed è veramente un bel vedere, peccato di non poter vederli qui a Genova. Ecco, comunque intanto questa mattina a Genova, e prego la regia di far vedere, c'è stato l'alzabandiera, l'avvio ufficiale, certo. La stiamo vedendo nelle immagini, che emozione comunque vedere che anche di venerdì mattina tutta quella gente, tutti schierati, tutti pronti e poi giù qui alla cittadella inaugurare. Sì, devo dire che siamo partiti con un po' di timore come tutti quanti perché non sapevamo da quello che c'era, da quello che era uscito dai social, avevamo un po' di timore effettivamente per l'accoglienza della gente, invece devo dire che come sempre con gli alpini la gente si dimostra molto affabile, per cui abbiamo avuto da ieri una accoglienza, devo dire,
molto molto buona. Ecco, e va detto anche che questa mattina ci sono stati i discorsi ufficiali e la sindaca Salis ha detto Alpini Genova vi abbraccia, sì. Un chiaro segnale insomma di chiusura delle polemiche. Certo, io spero che finiscano appunto con il discorso stamattina della Salis e con quello che ha detto anche il nostro Presidente nazionale, presente come sempre alle adunate, anche se un po' acciaccato ma sempre presente. Ecco appunto, tra l'altro Sebastiano Favero, l'ingegnere Sebastiano Favero ha ribadito intanto lo spirito di servizio, ma soprattutto insieme, Alpini in congedo, Alpini in armi, insieme al servizio, perché va detto, Francesca, che ieri c'è stato il ricordo del ponte Morandi e quindi di conseguenza la presenza degli alpini a supporto in quei giorni tremendi e comunque la volontà di essere sempre al servizio della nazione, sia quando si è in armi, e qui dietro c'è la Cittadella Alpina, fa vedere tutte le varie particolarità dell'arma alpina, dicevo, sia quando poi si è in congedo. Insomma, stiamo iniziando, come si dice, quando si comincia una marcia col piede giusto. Tu da ufficiale dell'esercito degli alpini mi insegni, col piede giusto si inizia e quindi è sempre ovviamente perseverare. Stanotte siamo stati sull'Americo Vespucci, una visita oserei dire quasi privata, e appunto c'è una targa che ricorda che non bisogna mai mollare ma sempre perseverare, e questo è quello che fanno anche gli alpini oltre che i marinai. Bene, allora con questa ultima dichiarazione, ma soprattutto con un'immagine come quella che vedete di Viale 20 Settembre, che è un punto centrale dello sfilamento di domenica, guardate quanta gente c'è già e quanta gente sta partecipando a questa adunata. Da Genova per il momento è tutto, ti restituisco la linea. Grazie. Davvero a Lucio Zanato, dunque è chiusa anche la vicenda dei muli delle Salmerie, ci saranno solo con il cuore, non in presenza, rimandando l'appuntamento alla Triveneta di Gemona. Insomma, in queste ore si entra nel vivo, tante le penne nere che stanno raggiungendo Genova dal Veneto. Vediamo come sta andando tra gli alpini del Bassanese. 97esima adunata nazionale degli alpini. A Genova è tutto pronto e nella città ligure stanno arrivando penne nere da tutta Italia. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, Genova si prepara ad accogliere le 400.000 persone attese per il fine settimana. Tantissimi gli alpini partiti nella notte dal Bassanese, molti altri si metteranno in macchina nelle prossime ore. Ecco il presidente dell'ANA Montegrappa Giuseppe Rugolo in viaggio con altri alpini verso il capoluogo ligure. Gli alpini hanno il cuore buono, hanno un animo generoso, gli alpini non hanno paura delle critiche gratuite e in ogni caso c'è da ribadire una cosa: gli alpini non creano i problemi li risolvono da sempre. Perciò questo è lo spirito con cui noi andiamo all'adunata. Andiamo all'adunata a Genova portando la nostra simpatia, la nostra fierezza, la nostra empatia. Nonostante tutto, dunque, c'è voglia di adunata e l'entusiasmo come sempre non manca. Ore 2:30, sede Alpini di Casoni di Mussolente. Sono già arrivate a Genova anche le penne nere di Sant'Eusebio e Varrovina. E ora, con le gambe sotto il tavolo, farà una buona merenda di pesce e accompagnerà questa bellissima festa insieme ai genovesi. La adunata si prospetti buona, nonostante le polemiche, comunque cerchiamo di viverla con gioia. Giornata di viaggio e di lavoro per il montaggio degli accampamenti alpini. Le tende, le brande, le cucine, non manca nulla. Veci e Boccia, tutti all'opera per rendere indimenticabile anche l'adunata di Genova. Primo corvée cucina dell'adunata 2026. E a Genova intanto è arrivato anche il presidente Rugolo che da Piazza De Ferrari saluta tutte le penne nere. Genova è una città meravigliosa, una città di mare ma una città alpina e gli alpini la stanno abbracciando pian pianino con l'aiuto e la simpatia di tutti i genovesi.
A Genova spazi ridotti per alloggiare, in partenza dalla Marca un numero di penne nere più contenuto rispetto alle altre edizioni, ma dicono dal gruppo Città di Treviso cercheremo comunque di fare del nostro meglio. Porteremo lo striscione, quello del Reginato, porteremo 5 bandiere e porteremo il nostro gagliardetto, quindi siamo presenti. Penne nere del gruppo Città di Treviso a Genova per la 97esima adunata nazionale degli alpini. Dal cuore del capoluogo della Marca, Salsa Reginato presente, anche se non con un gruppo folto come in altre circostanze. Noi siamo una ventina di alpini, siamo 3 piccoli gruppetti che ci stiamo preparando per andare a Genova. Non ci sarà il gruppo Città di Treviso, perché non siamo riusciti a fare una corriera, di conseguenza ci siamo organizzati 3 gruppetti. Capoluogo ligure, città profondamente alpina, ospita l'adunata per la 6ª volta, ma Genova è geograficamente lontana e con spazi urbani ridotti, difficile ipotizzare un'invasione di penne nere. Anche dal trevigiano più di qualcuno resterà a casa, ma i gruppi del territorio cercheranno comunque di marcare presenza. Da quello che abbiamo sentito qualcuno non verrà. Città, centro storico è impegnativo per il traffico, per i parcheggi e per tutto. Adesso vedremo, però cercheremo di fare il nostro meglio, insomma. E torneremo a parlare di alpini questa sera nelle edizioni dei nostri telegiornali. E ora torniamo alla cronaca. Un importante blitz antidroga dalla squadra mobile di Vicenza in quartiere San Lazzaro. Ci spiega i dettagli Mirko Cavallini insieme a Simone Squarcina. Buongiorno da Vicenza con Simone Squarcina, siamo in Viale San Lazzaro, zona ovest della città, una zona spesso al centro delle cronache, come è successo appunto l'altro giorno, un'operazione della questura di Vicenza che ha smantellato una rete di spacciatori. 3 le persone coinvolte a cui il questore Federico Zerilli ha destinato un avviso orale. Le segnalazioni sono partite da alcuni cittadini residenti che vedevano un giro sospetto di clienti che frequentavano appunto le abitazioni di queste 3 persone. Queste 3 persone sono state perquisite e in ciascuna di queste case, appartamenti presenti proprio in questo quartiere, sono state trovate quantità di cocaina e hashish e anche ingenti somme di denaro ritenute verosimilmente provento proprio dell'attività di spaccio. Una rete fatta per il momento da queste 3 persone, ma che evidentemente si appoggiava anche ad altre. Continuano infatti le indagini da parte delle forze dell'ordine per verificare se questa rete fosse ancora più larga. Uno arresto è avvenuto proprio in questa zona, il fermo di uno di queste persone coinvolte che appunto in casa deteneva droga, già in parte anche confezionata, tutta la strumentazione, compresi i bilancini per la suddivisione in dosi, poi da vendere ai clienti che frequentavano proprio i loro appartamenti come zona di spaccio e di vendita diretta. Un'altra operazione importante dunque della Polizia di Stato in questo quartiere San Lazzaro a ovest della città, che è, come detto, spesso al centro delle cronache. Con Simone Squarcina da Vicenza è tutto, a voi. A Sacile in una villa sono stati rubati 40.000 euro, tenuti in ostaggio i proprietari. Ai nostri microfoni il loro racconto shock, la paura è stata tanta. E ci hanno detto di stare calmi, che non sarebbe successo nulla se rimanevamo calmi e tranquilli. Io ho cercato di collaborare da subito perché non avevo nessuna intenzione che la cosa sfociasse nel dramma. Una notte di terrore, quella vissuta dal noto critico d'arte Giovanni Granzotto e da sua moglie nella loro villa in Viale Zancanaro a Sacile. La coppia, sorpresa nel cuore della notte insieme al proprio cane, è finita nel mirino di una banda di rapinatori composta da 3 uomini a volto coperto dall'accento riconducibile all'est Europa. I 2 coniugi sono stati tenuti in ostaggio dai malviventi per diversi minuti, mentre tra gioielli antichi, orologi di valore, bottiglie di vino pregiato e oltre 1.000 euro in contanti, il colpo ha fruttato un bottino di circa 40.000 euro in totale. Ho dato delle indicazioni
dicendo che soldi non ce n'erano, non c'era una cassaforte, però ho indicato dove si trovavano i gioielli e diciamo con il palo che è rimasto in camera nostra che ha anche controllato mia moglie cosa avesse al polso, un orologio, ma che non ha osato strapparglielo. Sono riusciti verso il giardino, almeno così ho trovato le tracce, dallo stesso punto in cui erano entrati. Secondo quanto appreso sul posto, la banda sarebbe entrata attraverso il cortile posteriore da una finestra del piano terra con la tecnica del foro. Al momento sono in corso le indagini da parte dei carabinieri di Sacile su quello che non sembrerebbe essere un episodio isolato sul territorio. Dalle forze dell'ordine e dallo stesso Granzotto sarebbero state segnalate anche altre ville colpite allo stesso modo, non solo in Friuli ma anche in Veneto. Non si esclude possa trattarsi della stessa banda, ma saranno le indagini dei carabinieri a fare chiarezza. Spaccata nella notte tra mercoledì e giovedì a Vittorio Veneto, al negozio di biciclette Crazy Sport, i ladri con un camion hanno sfondato la vetrina e abbattuto una colonna portante, danni per centinaia di migliaia di euro. Nel 2024 sempre qui altri 2 colpi simili. Non capisco una cattiveria del genere, non hanno rispetto di niente, ti buttano giù una casa per rubare 10 bici, cioè, questo è assurdo. Roberto Catto non trova una spiegazione di fronte alla devastazione lasciata dai malviventi che intorno alle 4:30 della notte hanno sfondato con un camion la vetrina del suo negozio Crazy Sport a Menarè di Vittorio Veneto, abbattendo una colonna portante, caricando poi sul mezzo 10 biciclette. Altre 2 sono state danneggiate e sono da buttare. 5, 6 hanno diversi graffi e vanno sistemate. Un bottino che si aggira intorno ai 40-50 mila euro. Mi hanno portato via 3 bici dei clienti che fanno più male delle mie, perché comunque non è per restituire, comunque gli hanno portato via un bene che non erano a casa sua e quindi erano qui da me, quindi mi sento anche responsabile delle bici altrui. Ma i danni maggiori sono quelli a livello strutturale. Fra furgoni, casa, negozio, bici, sono centinaia di migliaia di euro di danni. Nel giugno 2024 Catto aveva subito altre 2 spaccate nel giro di una ventina di giorni l'una dall'altra. Nell'ultimo colpo i ladri avevano rubato 16 bici usando un furgone poi abbandonato sui binari e travolto dal treno regionale Belluno-Conegliano. Dopo questo furto aveva messo in sicurezza il negozio pensando fosse sufficiente a bloccare i malviventi. Però se ti entrano dentro con un camion e buttano sulla casa, puoi mettere tutto quello che vuoi davanti. Cioè, non sappiamo più, giuro non so cosa fare, come poter impedire un'altra cosa del genere. Rispetto ad allora, oggi i danni riportati dalla sua attività sono ben maggiori e Catto è costretto a fermarsi. Dovrò star fermo almeno una settimana di lavoro, perché comunque non ce la facciamo a lavorare decentemente. Dovrò dormire qui un mese noleggiando un camper. Un mese ci vorrà per mettere a posto. Come 2 anni fa dovrà noleggiare nuovamente un camper per trascorrere la notte a presidio del negozio in attesa che venga messo nuovamente in sicurezza. Loro fanno il furto adesso, sanno che tu per un mese non sei in sicurezza e quindi ritornano a cercare perché vanno dentro più facilmente e quindi bisogna dormire qua un mese finché tutto non è in sicurezza e poi sperare che non buttino giù la palazzina per rubarti altri 4-5 bici. Un mese fa Roberto Catto ha festeggiato 25 anni di attività e oggi, nonostante la devastazione, la voglia di rialzarsi ancora una volta e di andare avanti è più forte della rabbia e dell'amarezza. Come si torna al lavoro dopo questa esperienza? Però non voglia di smettere, di mollare tutto. No, è una vita di lavoro questa. È la vita. Accusato di aver violentato una bimba di 7 anni, manca la prova e il pubblico ministero chiede l'assoluzione. I fatti sono avvenuti in un comune a sud di Treviso. L'imputato è un cuoco di un noto ristorante veneziano.
A dibattimento non è stato possibile ottenere la prova della violenza e così il pubblico ministero Michele Permunian ha chiesto l'assoluzione per un 50enne. L'accusa per l'uomo è di violenza sessuale su una piccola che allora aveva 7 anni. I fatti sono avvenuti durante il periodo Covid nel 2020. L'imputato, un cuoco di un noto ristorante veneziano, era stato denunciato per aver abusato di 2 ragazzine di 12 e appunto 7 anni, amichette della figlia. Per la più grande, il 50enne aveva già affrontato il giudizio venendo condannato a 5 anni di reclusione. Per quanto riguarda la più piccola, è stato portato davanti alla Corte d'Assise chiamata ad esprimersi su un reato compiuto nei confronti di una piccola che aveva meno di 10 anni. Il legale della famiglia della bambina, l'avvocato Damiano Danesin, si è speso per richiedere la condanna e il risarcimento dei danni patiti. Il processo è stato rinviato al 9 luglio. E adesso la vicenda della mamma scomparsa insieme ai 2 figli e ai loro 4 cani dallo scorso aprile da Piacenza, l'auto della donna ritrovata a Tarcento. Allora andiamo proprio sul posto con il nostro Francesco Pezzella per tutti gli aggiornamenti. Buongiorno Francesco. Buongiorno a voi, sì, siamo qui a Tarcento dove c'è il campo base di queste ricerche che vengono estese nel raggio di 20 km coordinate dai Vigili del Fuoco, poi i carabinieri della compagnia di Cividale da cui dipende la stazione di Tarcento stanno setacciando il territorio e naturalmente tutti gli altri militari e non solo in questa regione mantengono gli occhi vigili per captare qualsiasi segnale. Abbiamo intervistato il papà dei 2 ragazzi, il marito l'ex marito della donna che è scomparsa dal 20 aprile con i figli e con i 4 cani, ha voluto lanciare un appello alla ex moglie affinché torni sui suoi passi, ha detto non è successo nulla, torni qui e questo incubo finisca. Sono state fatte parecchie segnalazioni che sono arrivate al 112 e smistate ai carabinieri. Si parla di diverse decine di segnalazioni che i carabinieri stanno vagliando, sono stati visti in un centro commerciale nella provincia di Gorizia, a Villesse il Tiare, poi sono stati inquadrati, l'ultimo passaggio inquadrato della loro auto a Tavagnacco, comune immediatamente dopo Udine, sulla strada in direzione per raggiungere Tarcento, Gemona, dove avrebbero dovuto, secondo le informazioni che erano state fornite all'ex marito, soggiornare in un campeggio dove però non si sono mai visti nessuna traccia di loro e non era stata fatta anche alcuna prenotazione. Si va avanti dunque con le ricerche a tappeto, adesso c'è un po' di movimento perché man mano che passano le ore si aggiungono anche sempre più strumenti in volo, i droni e ci sono poi ovviamente tutti gli uomini, sono un centinaio le persone impiegate delle varie forze in queste ricerche tra protezione civile, vigili del fuoco, carabinieri e forestali. Poco fa è arrivato anche un agente, un vigile del fuoco del soccorso alpino speleologico, dunque si cerca dappertutto. Ci sono queste segnalazioni che stanno permettendo ai carabinieri di tracciare il percorso, i movimenti. Alcune segnalazioni vengono definite attendibili. È chiaro che va fatta una scrematura tra quelle che potrebbero essere degli avvistamenti ma che non corrispondono alle persone che si stanno cercando. Qui da Tarcento per il momento è tutto, vi restituisco la linea. Grazie davvero Francesco e buon lavoro, torneremo ad aggiornarci nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Adesso ritorniamo in Veneto, andiamo a Padova, Daspo per 2 minorenni fermati dopo aver minacciato e rapinato 2 studenti all'uscita da scuola. Ci racconta tutto il nostro Federico Fusetti insieme a Federico Cibotto. Buongiorno Federico. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Una brutta vicenda che riguarda minorenni e che è grave perché parliamo di una rapina vera e propria per la quale questi 2 diciassettenni sono stati denunciati. Un ragazzo di 15 anni passa davanti a un istituto scolastico del quartiere di Padova che si chiama Madonna Pellegrina, siamo nella zona sud-est della città. Questo ragazzo, dicevo, passa davanti alla scuola, si avvicinano 2 diciassettenni, lo mirano, lo prendono di mira, lo minacciano di morte, gli chiedono i soldi e poi tornano dall'interno della scuola questi 2 aggressori. Il ragazzo ovviamente avvisa i genitori, poi la polizia che arriva davanti alla scuola.
vede questi due giovani che nel frattempo erano usciti e avevano un fare sospetto, li portano in questura e scoprono che avevano già commesso altre rapine ai danni di giovanissimi coetanei proprio nei mesi scorsi ed erano già stati puniti con il Daspo Willy e con l'avviso orale, che sono 2 misure di prevenzione. Però questo è un altro fatto grave, molto grave, anche perché c'è la minaccia di morte insieme alla rapina, e quindi il questore di Padova, Marco Dorisio, con il quale abbiamo parlato poco fa, siamo proprio davanti alla questura, l'intervista la vedremo insieme nel notiziario di questa sera, decide di prendere un altro provvedimento, si chiama Daspo fuori contesto, cioè con il Daspo Willy questi ragazzi non possono per alcuni anni entrare nei locali pubblici o avvicinarsi alle zone della movida. Con il Daspo fuori contesto non possono nemmeno andare ad eventi sportivi per 5 anni. E quindi è un provvedimento serio, ma soprattutto, ci ha fatto notare il questore, sono stati denunciati alla procura per i minorenni di Venezia per il reato di rapina impropria e poi sono anche a rischio, perché se da maggiorenni, e manca poco alla maggiore età perché hanno 17 anni, compiranno altri atti del genere, altri reati del genere, rischiano seriamente di finire in prigione, perché ovviamente il giudice calcolerà anche il cumulo di tutti questi fatti commessi, quindi devono veramente prestare attenzione. C'è stato l'invito fatto anche ai genitori su questo. Altro aspetto che ci faceva notare il questore è che per notificare questo provvedimento ai giovani vengono convocati in questura insieme ai genitori, quindi si devono presentare qui con il papà e la mamma o uno dei genitori e viene loro comunicato, oltre ai provvedimenti, compresa la denuncia alla procura dei minori, che sono sulla strada sbagliata e che i richiami stanno finendo, perché poi si passa a provvedimenti molto più seri, compreso il carcere. Comunque la refurtiva, pensate, 20 euro, è stata restituita al quindicenne e la vicenda si è conclusa così, e questo deve servire da monito ovviamente anche per altri giovani che hanno commesso reati così gravi e che potrebbero peggiorare la loro situazione. Direi che da Padova è tutto, quindi da me e da Federico Cibotto. Francesca, un saluto e la linea torna a te. Grazie davvero Federico, grazie anche a Federico Cibotto per questo aggiornamento su un ennesimo episodio che vede ancora una volta coinvolti giovanissimi. Noi ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta ancora con la cronaca. Oro, denaro contante e movimenti sospetti tra Italia, Austria e Turchia. Un'indagine partita da un normale controllo della polizia stradale lungo la A22 si è trasformata in un'inchiesta internazionale per riciclaggio. 2 vicentini sono finiti in carcere, sequestrati beni e conti per circa 2 milioni di euro. È partito da un controllo della polizia stradale a Bussolengo, nel Veronese, uno dei filoni investigativi che nell'ambito dell'operazione Golden Cash ha portato la Guardia di Finanza di Verona, in collaborazione con quella di Vicenza, ad arrestare 2 imprenditori vicentini del settore orafo, Sandro Novello, 58 anni, e Federico Micheletto, di 53, accusati di riciclaggio internazionale aggravato di 6 kg d'oro. Durante quel controllo gli agenti fermarono un cittadino turco che trasportava 600.000 euro in contanti. Da lì, secondo la Procura di Verona, era emersa una rete di operazioni economiche sospette tra Italia, Austria e Turchia, con movimentazioni di denaro e compravendite di oro e gioielli, considerate dagli investigatori prive di una reale giustificazione commerciale. Sul punto il colonnello Emanuele Camerota, del nucleo di polizia economico-finanziario di Verona, sottolinea: dopo circa 6 mesi di indagini abbiamo scoperto che 2 vicentini si dedicavano al riciclaggio transnazionale di oro purissimo 24 carati di origine delittuosa. Ogni settimana venivano fatti un paio di viaggi verso il confine del Brennero per vendere 4 kg in media di lingotti che venivano pagati in contanti da clienti austriaci. I 2 vicentini sono stati arrestati e sono stati sequestrati immobili, autovetture, orologi di lusso ed oltre 1 milione di euro di denaro trovato durante le perquisizioni.
Le verifiche si sono concentrate in particolare su una gioielleria di Innsbruck, in Austria, gestita da cittadini turchi, e su una serie di operazioni finanziarie ritenute anomale. Per i 2 vicentini il giudice ha disposto la custodia in carcere. Contestualmente la procura ha eseguito un sequestro preventivo di 2 milioni di euro tra denaro, beni e disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati. Nell'inchiesta compare anche un terzo indagato, un cittadino italiano residente all'estero. A Treviso, con le indagini della polizia locale per identificare il responsabile o i responsabili dell'atto di vandalismo ai danni di 3 alberi vandalizzati appunto con una motosega, provocando anche un rischio all'incolumità pubblica. Il punto sulle indagini, ma anche su quello che accadrà a queste piante, con Christian Arboit. Via Contarini, siamo nella zona di Monigo a Treviso, dove caccia ai responsabili, ai vandali che nei giorni scorsi hanno segato 3 pioppi, un atto vandalico in piena regola che è stato segnalato alla polizia locale che è intervenuta sul posto e ha capito che erano degli atti probabilmente provocati da qualcuno che voleva nuocere. Per questo le indagini sono in corso, la polizia locale nelle prossime ore sentirà i residenti, acquisirà probabilmente anche le immagini della videosorveglianza. Qui con me c'è il vice sindaco Alessandro Manera, che è anche assessore all'ambiente. Manera, che scenario abbiamo davanti? Beh, persone io le definirei dei deficienti a fare questo, perché hanno segato la base di alberi forse trentennali e comunque alberi alti almeno 25 metri, peraltro mettendo in forte incolumità anche le case, perché gli alberi sono vicini. Hanno segato la base, sicuramente hanno utilizzato delle seghe a motore, quindi come sentiamo adesso quelle che si stanno utilizzando purtroppo per abbattere gli alberi, sono diventati pericolanti. Adesso faremo delle indagini, stiamo vagliando, la polizia locale sta a varie tracce su questo, però è una vergogna che delle persone facciano questo, delle piante sane. Vediamo adesso la pianta che è caduta. Ecco, pensate cosa sarebbe successo se fosse caduta sulla casa in direzione opposta, o se fosse caduta qui sul parchetto dove giocano anche dei bambini, perché abbiamo il parchetto in prossimità. Ecco, questo è il punto, non so se possiamo anche avvicinarci, chiaramente mantenendo sempre le distanze di sicurezza. Uno dei pioppi è stato abbattuto, sono per l'appunto 3 e lo vedete insomma dalle immagini di Simone Merlo. Parliamo di piante con un fusto di una certa dimensione, piante decennali. Quindi insomma siamo di fronte a un vandalo, a cosa? Beh, io più che un vandalo direi un atto criminoso, perché ripeto, oltre che a danneggiare le piante, che è un vero peccato che delle piante così belle, sono delle piante solidissime, cioè si poteva far male a delle persone, perché poi l'albero, quando segato alla base così, era stato segato per quasi un terzo della sua base. L'albero cadere per questioni di un temporale, se qualcuno non se ne fosse accorto cosa sarebbe successo? E questo, ripeto, con un parco giochi di bambini vicino e con delle case di prossimità. Più che vandalo, io direi veramente un delinquente, ecco, uno o più delinquenti. C'è da dire che è incredibile la velocità con cui hanno agito, perché abbiamo visto adesso per tirare giù l'albero ci hanno lavorato delle ore e per almeno mezz'ora, un'ora hanno dovuto lavorare per fare questo grande danno. Ecco, questo è il tema, e quindi qualcuno potrebbe aver visto qualcosa. Immagino, Manera, che l'appello di Kasugana sia quello di riferire eventuali movimenti sospetti e aiutare la polizia locale nelle indagini. Sì, c'è da dire che i vicini qua sono stati gentilissimi, sono venuti ad avvisarci, che non hanno sentito niente, perché probabilmente hanno confuso il rumore con chi tagliava l'erba, perché stavamo sfalciando l'erba su questo parchetto, e quindi probabilmente hanno confuso il rumore, perché giustamente uno fuori casa propria può non sentire dei rumori diversi, non se ne sono accorti. Le persone sono state gentilissime, ci sono diverse telecamere di abitazioni private e la polizia locale adesso vaglierà le immagini per capire se è identificabile qualcuno.
Grazie Alessandro Manera, vice sindaco di Treviso, assessore all'ambiente. Quindi le immagini proseguono e nelle prossime ore la polizia locale aprirà anche chiaramente una discussione con la procura, perché chiaramente siamo di fronte a un gesto che certo non può definirsi una bravata. Da Via Contarini è tutto. Restando nella Marca trevigiana, maltrattato e denutrito, un esemplare di American Bully è stato sequestrato e salvato dai carabinieri forestali. Al collo aveva la catena di una bicicletta. Hector è un esemplare di American Bully di 4 anni, dolcissimo e giocherellone nonostante sia stato maltrattato, lasciato senza mangiare e senza terapie adeguate. A notare l'animale a Padernello una pattuglia dei carabinieri che ha allertato i colleghi della forestale. Immediate le indagini. L'odissea di Hector è iniziata a marzo, quando la proprietaria ha deciso di cederlo ad un quarantenne. L'operazione dei carabinieri forestali non si è limitata alla tutela del benessere dell'animale, ma ha portato alla luce un intrigato tentativo di inquinamento probatorio. Il quarantenne è stato denunciato per maltrattamento di animale, ma nei guai sono finite 2 conoscenti dell'uomo, una donna di 60 anni e la figlia 29enne, che devono rispondere di favoreggiamento personale e intralcio alle attività di pubblico servizio a causa di una messa in scena architettata per sviare le indagini. Il cane, vittima di maltrattamento, era stato inizialmente nascosto nel garage del quarantenne e successivamente segnalato dalle 2 donne ai cinovigili del servizio veterinario del SUEM come animale vagante sul territorio di Volpago del Montello. Lo scopo, come accertato dalle indagini, era quello di far figurare l'animale come un semplice randagio e in questo modo liberarsene. Hector è stato sottratto ai 3. Si trova ora presso il canile sanitario di Ponzano Veneto. Ora spetterà alla Procura di Treviso procedere con l'eventuale affidamento ad un nuovo proprietario. I casi di questo tipo, spiegano i militari forestali, sono ormai parecchi ed è necessario sensibilizzare i cittadini che decidono di adottare questo tipo di animale. Assume dimensioni sempre più profonde la frattura tra il ministro ai beni culturali Alessandro Giuli e il presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco. Giuli che anticipa verrà a Venezia al Padiglione Italia. Inopportuno citare le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Biennale di Venezia. Il Ministro dei Beni Culturali Alessandro Giuli, dagli studi di Sky, lancia un affondo al Presidente della Biennale Pietrangelo Buttafuoco e annuncia che entro fine mese sarà in Laguna a visitare la 61esima esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia. Si sta parlando di arte di regime, cioè l'arte della Russia putinista che è presente a Venezia dopo 4 anni, grazie a un accordo che è stato fatto alle spalle del governo. Hanno avuto molto tempo Biennale e Russia per accordarsi sui termini di questo accordo e aggirare le sanzioni. La Biennale è autonoma e autonomamente sbaglia. Noi non siamo d'accordo, ma la Biennale effettivamente è autonoma. Dopodiché questa decisione ha innescato una serie di reazioni che hanno coinvolto anche l'Europa, la dissidenza russa non invitata alla Biennale, che però giustamente poi si è presentata, alcune illustri personalità internazionali che hanno deciso di non partecipare, compreso un grande regista russo che avrebbe dovuto rappresentare la voce della dissidenza. In generale ritengo che sia stata una grande occasione mancata e chiudo. Se avessimo fin da principio come governo, come istituzioni internazionali potuto conoscere i termini della questione, avremmo potuto perfino mettere al tavolo di un negoziato per un cessate il fuoco. Abbassiamo le penne e parliamo di pace, parliamo dell'essere umano e parliamo di qualcuno che deve ascoltare gli altri. Giuli risponde piccato anche al posto del vice premier Matteo Salvini, che venerdì sarà alla Biennale a visitare i padiglioni. Il ministro dei beni culturali elogia il Padiglione Italia, di cui rivendica la scelta. Nella giornata dedicata all'Ucraina, anche qui forti critiche per la partecipazione della Russia, definita dagli artisti e curatori inaccettabile. Venezia però è piena e la Biennale si conferma un importante volano economico.
mentre in mattinata c'è stata una nuova incursione anche delle Pussy Riot. Il momento più importante della stagione veneziana inizia con l'apertura della Biennale, in modo particolare la Biennale Arte, e si concluderà con l'altra Biennale, che è quella della Mostra del Cinema, che comunque va a completare l'anno che si sta dimostrando davvero importante. Nel pomeriggio ci sarà l'inaugurazione del padiglione Italia, sono previste anche manifestazioni, vediamo se riusciremo a collegarci tra poco con Lorenzo Maier per come ci sta preparando a questa giornata a Venezia. Noi continuiamo però con le notizie, parliamo di PFAS nel Vicentino con una buona notizia che arriva da Chiampo. Al centro idrico Castiglione è entrato in funzione il nuovo impianto con filtri a carbone attivi, completata così la messa in sicurezza dell'intero acquedotto. Io sono davvero molto felice perché con l'installazione e con l'attivazione soprattutto di questo filtro a carboni attivi finalmente tutta la parte di Chiampo servita dall'acquedotto civile ha sicuramente a disposizione acqua potabile filtrata dai microinquinanti. È un'operazione, come si diceva poc'anzi, molto importante, messa in campo da Acque del Chiampo, decisa da tutti i comuni soci. Siamo partiti giustamente dalle zone più colpite. Un'opera del valore di 1.200.000 euro che rappresenta dunque l'ultimo tassello del rinnovamento dell'intera rete acquedottistica della Valle del Chiampo, un percorso articolato che ha visto l'azienda Acque del Chiampo intervenire sia sul piano infrastrutturale sia in quello tecnologico per evitare la contaminazione dell'acqua potabile dai PFAS. 2 mesi fa è entrato in funzione i 6 filtri a carboni attivi del serbatoio Grumello che servono gran parte del territorio di Chiampo e gran parte della città di Arzignano. Con l'installazione di questo filtro appunto andiamo a completare questo grande intervento, quindi sono davvero molto felice sia da sindaco di Chiampo ma anche da consigliere provinciale delegato all'ambiente. Un grande obiettivo congiunto tra i vari enti che è stato conseguito con l'investimento dal 2013 di complessivi 37 milioni di euro, una scelta impegnativa sul fronte economico interamente sostenuta dall'ente gestore, fatta in sintonia al principio di massima precauzione che richiederà qualche sacrificio. E quindi di pari passo magari tante estensioni acquedottistiche previste da tempo sono temporaneamente sospese per dare giustamente priorità alla tutela dell'acqua e per far sì che l'acqua che arriva ai nostri cittadini sia più pulita possibile. Come detto, torniamo a parlare della Biennale d'Arte con gli aggiornamenti. Nel pomeriggio, ve l'ho anticipato, l'inaugurazione del Padiglione Italia che seguiremo insieme a Lorenzo Maier che è in collegamento telefonico. Buongiorno Lorenzo. Buongiorno Francesca, a te e ai nostri telespettatori, buona giornata anche oggi dalla Biennale di Venezia, ultimo giorno di vernice, da domani l'apertura al pubblico e sarà da capire se questo ultimo giorno di vernice sarà accolto come un sollievo dalla Biennale, perché finalmente da domani parleranno le opere e l'arte, oppure se lascerà un po' di rammarico, perché questa vernice è davvero molto seguita. Paradossalmente tutte queste polemiche hanno fatto aumentare in maniera esponenziale la curiosità. Davvero abbiamo visto in questi giorni, in queste ore, accreditati da tutto il mondo parlare molte lingue straniere. Proprio Venezia si conferma in queste ore una crocevia di popoli e di persone all'insegna dell'arte e della cultura, e diciamo noi insieme alla Biennale, a tutti coloro che seguono la mostra, speriamo anche in un crocevia di pace. Che dire, oggi alcune inaugurazioni, si è visto anche il presidente Buttafuoco che ha ricevuto la medaglia d'oro dalla Mongolia nel padiglione ufficiale proprio per il suo impegno creativo, artistico. Fanno ancora discutere anche all'insegna dell'arte le polemiche tra il padiglione tra l'Ucraina e il padiglione russo. Padiglione russo, lo voglio ricordare, lo vogliamo ricordare insieme Francesca, che sarà aperto solo per la giornata di oggi, quindi oggi quarto ed ultimo giorno di apertura. Domani i visitatori che arriveranno lo troveranno chiuso. Da domani si potrà anche votare i leoni che non verranno assegnati domani per l'assenza della giuria che si è dimessa e il forfait del ministro, l'assenza della compianta curatrice Coio Cu, a cui vogliamo dedicare un pensiero, scomparsa giusto un anno fa. La mostra porta
soprattutto il suo nome, del suo impegno, la prima donna camerunense nominata direttrice della Biennale Arte, curatrice che vede portata a compimento la sua mostra dal suo team, e come dicevi giustamente l'attesa è tutta per il pomeriggio. Alle 15 il ministro Matteo Salvini sarà a Mestre, quindi non in Biennale ma a Mestre in terraferma per una toccata e fuga, una conferenza stampa con i suoi della Lega. Alle 16 è previsto il suo arrivo qui per l'inaugurazione del padiglione Venezia. Alle 16:30 poi partiranno le proteste, un corteo da via Garibaldi ai Giardini, le proteste contro Israele e a favore della pace e contro il genocidio di Gaza. Sarà anche questa una situazione da monitorare, perché il corteo partirà proprio da 2 passi del padiglione Venezia, dove è attesa la presenza ovviamente del sindaco e del presidente Buttafuoco insieme a tutte le altre autorità. Alle 17, un'ora più tardi, l'inaugurazione del padiglione Italia, che è stato elogiato anche a distanza dal ministro Giuli, con Chiara Camani, che è autrice di questo allestimento che il ministro ha definito splendido. E infine penultima tappa di questo pomeriggio frenetico sarà alle 18 l'inaugurazione del padiglione Vaticano, che tanto è legato alla Biennale di Venezia. Alle 19 il gran finale, la Biennale del dissenso voluta dal presidente Buttafuoco, che ha chiamato nella sede ufficiale di Ca' Giustiniano, quindi al di fuori della mostra, i curatori delle varie discipline della Biennale, che parleranno di pace, faranno interventi. Ci sarà tra gli altri il grandissimo Alberto Barbera, che porterà la sua testimonianza. E poi insomma per la giornata di oggi alla Biennale davvero direi che è un programma ricchissimo che può bastare. Assolutamente sì, naturalmente tutto questo programma, ricco programma, almeno di questa giornata, lo racconteremo questa sera nelle nostre edizioni dei telegiornali. Intanto grazie a Lorenzo, buon lavoro perché si preannuncia un pomeriggio intenso. A 2 passi da qui, alle 20:30 il Venezia, per cui sarà anche questo da monitorare. I tifosi si arriveranno alla mostra nel loro corteo per accompagnare la squadra nell'ultima partita, quindi davvero Venezia è il centro non solo del nord-est. Assolutamente sì, una giornata molto importante per la città. Allora grazie, buon lavoro Lorenzo Maier. Noi restiamo a Venezia per parlare del sit-in che si è svolto ieri da parte delle associazioni in difesa della sanità pubblica davanti al Giustinian. Non si fermano le proteste per chiedere l'istituzione della casa di comunità nel luogo. Domani la manifestazione. Siamo sull'ordine di 3.000 firme che concluderemo la raccolta sabato prossimo con la manifestazione. Il ritrovo è previsto per le ore 10 al pontile ACTV delle Zattere, un corteo che sfilerà fino a Campo Santa Margherita per difendere e potenziare la sanità pubblica e l'assistenza sociosanitaria a Venezia e isole. Rivendicheremo innanzitutto il riconoscimento di zona disagiatissima per quanto riguarda Venezia. È uno dei modi per attrarre personale. L'altro modo per attrarre personale significa che in presenza di 2.500 case vuote almeno una piccola parte venga data a chi vuol lavorare sulla salute dei cittadini veneziani. Non si ferma dunque l'attività delle associazioni che si sono ritrovate ancora una volta al Giustinian dopo anni di dibattiti su quale struttura potesse ospitare il luogo ormai quasi fatiscente. Sul tavolo e in piazza le richieste della cittadinanza. Un progetto generale sulla assistenza sociosanitaria sul territorio. Una casa della comunità quindi che offre assistenza con un numero adeguato di personale medico-sanitario e che diventi punto cardine della sanità veneta, un luogo in cui diversi reparti dei servizi dialoghino per dare ai pazienti assistenza a 360 gradi. Se noi non combattevamo ancora 10 anni fa, 15 anni fa che stiamo combattendo, questo grande complesso diventava albergo o diventava sede di un istituto e
europeo. Quindi noi lottiamo perché e la sanità è importante proprio per questo, è importante per salvare Venezia, per farla viva e vera, perché se la sanità non esiste, i veneziani, quegli anziani, vanno a abitare oltre, vanno a abitare in terraferma. Una raccolta firme aperta ormai qualche mese fa e che ora ne conta quasi 3.000. Dopo la manifestazione saranno depositate a Cafarsetti in attesa di una presa di visione. Dalle associazioni l'appello di essere ascoltate dalle istituzioni e la volontà di parlare con il direttore sanitario dell'Ustra Serenissima. Se si apre un tavolo di confronto, uno di questi punti è proprio capire come l'USL si stia attrezzando per un progetto qualificato. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, ci rivediamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta per raccontarvi una storia che mette insieme l'amore per le camminate in mezzo alla natura, ma anche la voglia di mettersi a disposizione della comunità come volontari, riportando al suo antico splendore un bivacco ora a disposizione di tutti. Ci racconta questa bella iniziativa, questa bella storia Daniela Valacchi, che fa parte del gruppo Camminando con Nino Lot. Buongiorno Daniela, grazie per essere con noi. Buongiorno, sono un po' agitata, ma guardi, stia tranquilla perché ci deve raccontare una storia bellissima. Innanzitutto io faccio un passo indietro. Daniela, ci racconta questo gruppo, qual è la passione che vi accomuna e quali sono le occasioni per ritrovarvi? Allora, il gruppo si chiama Camminando con Nino Lot e noi ci ritroviamo ogni settimana per fare delle escursioni che sono programmate in base alla stagionalità, e quindi si va dalla pedemontana in inverno, alle cime più alte in estate. Ci organizziamo attraverso WhatsApp e si dà un'adesione. Non so cosa. E poi nasce questa vostra idea di rimettere a nuovo, di riportare in vita questo bivacco che porta proprio il nome di Nino Lot. Come nasce questa idea? Allora, il bivacco nasce nel 2001 e su iniziativa del gruppo sempre di camminatori amici della montagna Nino Lot. Nel 2001 viene inaugurato, però dopo, per una serie di motivi, che la vecchiaia che è andata avanti per quelli che l'hanno costruito e un po' i vandali hanno distrutto un po' questo bivacco. A marzo siamo andati su e abbiamo visto che era in condizioni pietose e una quindicina di volontari ci siamo rimboccati le maniche, portati quintali a mano perché al sentiero gli ultimi 400 metri si arriva solo a piedi, e lo abbiamo risistemato. Lo vedete dalle foto quanto è bello adesso e quanto era disastrato 2 mesi fa. Tutto da volontari, nessuno ha messo niente. Sì, abbiamo messo anche i soldi nostri, speriamo sempre in un contributo da parte di qualche istituzione, ma momentaneamente i soldi sono solo nostri. Il bivacco è aperto sempre perché si sale dal ponte di Levine percorrendo il sentiero 1036A, che si chiama sempre Nino Lot. Nino Lot era sostanzialmente un amante della montagna, morto a 70 anni per un morso di zecca. Insieme a un suo amico e compagno d'avventura, che era Don Silvano Cal, hanno appassionato anche i cittadini, alcuni cittadini con famiglie di Cordignano, a fare queste passeggiate domenicali. E così è nato dapprima Camminando. Il gruppo si chiamava Amici della Montagna Nino Lot, ma da marzo si chiama solo Camminando con Nino Lot. Hanno rimesso a nuovo un sentiero su una proposta della comunità montana nel 1996 e nel 2001 in questo sentiero, che si chiama appunto Sentiero 1036A Nino Lot, hanno trovato un casolare diroccato, hanno chiesto al proprietario
se concedeva loro di rimetterlo a posto, gli è stato concesso, e così hanno cominciato in 2 anni a rimettere a posto questo bivacco, perché risalendo da Ponte di Levine con il gruppo, camminando, è veramente faticoso arrivare al bivacco, ed è per questo che i vecchi camminatori hanno pensato che arrivando là c'era un minimo di ristoro, quindi c'è una stufa, c'è una panca che può diventare letto e può essere tavolo, e un bel terrazzo, insomma è un gran bel posto. Abbiamo qualche problema con il collegamento, Daniela. Le chiedo, voi poi avete voluto naturalmente riunirvi per inaugurarlo il 1° maggio. Sì, il 1° maggio eravamo oltre 60 persone all'inaugurazione, sia i vecchi, certi vecchi, che abbiamo trovato 2 jeep per l'occasione che hanno portato giù questi signori che già non camminavano più, però per fare i 400 metri sono stati un po' aiutati, sono arrivati al bivacco, hanno rivissuto tanti anni quello che avevano rivissuto tanti anni fa, erano contenti. C'erano anche le figlie del Nino Lot, la moglie che è ancora viva purtroppo ha 94 anni, non è potuta venire perché non ce la faceva a camminare, ma le figlie sono state proprio felicissime che il nuovo gruppo si chiami Camminando con Nino Lot e quindi riporti sostanzialmente ancora il nome del papà. Quindi è stato un gran bel rinfresco, una bellissima riunione con tanti amici che siamo tutti accomunati dalla passione di camminare che facciamo ogni domenica o ogni sabato in base. Però noi facciamo anche dei soggiorni in montagna, siamo tutti anzianotti, però riusciamo a fare 3 giorni in montagna, 2 giorni magari 2 notti in rifugio d'estate, perché ci organizziamo e si fanno questi bei percorsi tutti insieme, non tantissimi quando si fanno i rifugi perché è molto più faticoso, è più facile fare 3 notti come quest'anno a Villa Bassa dove non si fatica meno, ecco, sostanzialmente questa. E adesso grazie a voi questo bivacco è tornato a disposizione degli escursionisti e lei mi raccontava anche un aneddoto di questo messaggio lasciato da alcuni ragazzi che sono passati per di là. Sì, sul libretto che si lascia sempre in ogni bivacco per le firme, per chi transita e si riposa là, si auguravano proprio che questa perla, questo gioiellino, è stato definito perla, gioiellino, tornasse a rinascere e così noi abbiamo approfittato di quello che hanno scritto loro e sì, anche convinti anche noi, non solo. Purtroppo abbiamo un problema, continua a bloccarsi il collegamento con Daniela Valacchi, ma insomma siamo riusciti a raccontare gli elementi essenziali di questa storia, di questo gruppo di appassionati di camminata nel nome di Nino Lot, fino alla voglia di riportare a disposizione, di rimettere a disposizione degli escursionisti questo punto di ristoro per riposarsi e per immergersi ancora di più nella natura. Quindi io ringrazio Daniela Valacchi del gruppo Camminando con Nino Lot per quello che hanno fatto, ma anche per averci resi, insomma, per averci coinvolti e averci raccontato questa bella storia. Grazie a Daniela e noi continuiamo con le notizie, con una nuova casa della comunità che ha aperto le porte in una sede completamente nuova nel Vicentino, a Romano Dezzelino, ed è già operativa. I traslochi sono ancora in corso e molti servizi devono ancora essere attivati, ma gli sportelli della futura Casa della Comunità in via Gioberti a Romano Dezzelino sono già aperti col trasferimento dalla vecchia sede di Villa Ferrari. Si tratta di primi passi proprio perché sono stati trasferiti quei servizi che già oggi erano erogati nel distretto sanitario e verranno portati un po' più a nord. Quindi si tratta di un iniziale trasferimento di attività che comporta anche qualche centinaio di metri di distanza, ma soprattutto una comodità e una maggiore accessibilità nel nuovo stabile.
Abbiamo in questo momento cominciato il trasferimento dei servizi di base previsti nella Casa della Comunità, quindi lo sportello amministrativo, il punto prelievi e l'assistenza domiciliare integrata. Poi abbiamo degli altri servizi che erano precedentemente nel distretto sempre a Romano che sono stati trasferiti. Alle case di comunità, tutte finanziate dal PNRR e già parzialmente operative, di Asiago, Schio, Arsiero, Malo e Romano, si aggiungeranno entro pochi giorni anche quelle di Bassano e Marostica. Nella Casa della Comunità le persone troveranno comunque una risposta alla cronicità, quindi una risposta che non è di prestazione ma è proprio una presa in carico dei bisogni di salute delle persone, sul piano sanitario non urgente chiaramente e sul piano sociosanitario. La Casa di Comunità costituirà un primo livello di accesso ai servizi sociosanitari con una riorganizzazione generale dei servizi in tutte le aziende sanitarie. Villa Ferrari, di proprietà del Comune di Romano, avrà una nuova destinazione in parte per i servizi sociali, in parte per altri uffici comunali attualmente dislocati in altre sedi. Ieri la protesta regionale contro la riforma degli istituti tecnici di Mestre, a parlare i docenti che dicono la scuola non sia al servizio delle aziende. Tagliare più di 200 ore alle materie scientifiche nel biennio, ridurre le ore di italiano, rafforzare i rapporti con le aziende è una decisione chiara che ci deve spaventare. Anche la rete degli studenti medi, insieme a docenti, personale ATE e dirigenti degli istituti tecnici e professionali di tutto il Veneto, si sono dati appuntamento a Mestre davanti all'ufficio scolastico regionale di Via Forte Marghera, al presidio, contro la riforma degli istituti tecnici voluta dal ministro Giuseppe Valditara. Questa riforma mira in sintesi a creare un collegamento diretto tra scuole e imprese e spiega come questo docente del Giorgi Fermi di Treviso. C'è un taglio di 200 ore, significa un dimezzamento delle ore di scienze sperimentali al biennio degli istituti tecnici. Gli istituti tecnici hanno sempre avuto il biennio comune in cui gli studenti erano liberi anche di orientarsi durante il percorso e passare da un percorso all'altro. Con questa riforma si creeranno delle nette distinzioni tra percorsi nella stessa scuola e neanche nella valenza dei percorsi in istituti diversi, perché viene lasciata un'autonomia alle scuole di fare dei percorsi che siano aderenti al tessuto produttivo locale. La riforma porterà a una riduzione delle supplenze dell'organico docenti a vantaggio dei tutor ed esperti esterni provenienti dal mondo aziendale, dice questo insegnante di economia e matematica applicata con la specializzazione sul sostegno a Padova. Chi verrà penalizzato saranno proprio i precari, appunto gli ultimi arrivati, che magari non troveranno più le supplenze nelle scuole. Ma non basta, è prevista la riduzione delle cattedre attraverso l'accorpamento delle materie scientifiche in un'unica disciplina, denuncia questo insegnante. Sono state accorpate delle discipline scientifiche come fisica, come biologia, come chimica, in un'unica materia che si chiama scienze sperimentali, alla quale dovremo tutti concorrere con un unico voto, e ci chiediamo quale sia la ratio di questa cosa. La mobilitazione veneta, insieme a quelle di tutta Italia, un'unica voce, una sola richiesta. Chiedendo il rinvio della riforma. Le famiglie si sono iscritte senza sapere bene come la scuola che faranno i loro figli. Asfalto sconnesso che già cede appena posato e linee di altezze non regolari. L'assessore ai lavori pubblici del comune di Treviso, Zampese, ha fatto un sopralluogo ieri mattina nel cantiere della stazione della città. Siamo venuti qui con i nostri tecnici in stazione, anche con i tecnici di RFI, per valutare proprio in loco se ci sono non conformità o irregolarità. Finora è stato trovato, cosa che era già stata individuata, una irregolarità localizzata dovuta a uno scavo per sottoservizi,
che metteranno a posto senza l'interruzione di traffico. Mattinata di sopralluoghi per l'assessore ai lavori pubblici Sandro Zampese, che insieme ai suoi tecnici è passato al cantiere della stazione, dove cittadini hanno segnalato asfalto sconnesso e dislivelli pericolosi, oltre che crepe lungo tutto il manto di recente posato davanti al nuovo piazzale. L'assessore segnala un punto preciso dove si vede chiaramente che l'asfalto sta cedendo, lì dove sono stati fatti scavi per la linea dei nuovi sottoservizi come la fibra e l'illuminazione. Poi ci sono i dislivelli tra un punto e l'altro e le crepe, e anche su questo l'assessore garantisce che il comune vigilerà, ma non può sbottonarsi per il momento, come ci conferma, perché a chiusura del cantiere si faranno tutti i conti, danni e ritardi alla mano. Stiamo poi continuando a prendere le quote del manto stradale per vedere se ci sono ulteriori non conformità, però per il momento questo è quello che posso dire. La provincia di Vicenza, prima in Veneto per numero di fusioni, con 7 nuovi comuni nati negli ultimi anni, tra cui Castignero Nanto, che andrà al voto il 25 maggio. Record di fusioni tra comuni che in Veneto spetta al vicentino. Basti pensare che in 9 anni sono nati 7 nuovi comuni, tra cui l'ultimo in ordine di tempo che andrà al voto a maggio, Castignero Nanto, ed in fase di studio e valutazione la fusione tra Bolzano Vicentino, Quinto e Bressanvido. Percorsi supportati dalla Regione al fine di ridurre la frammentazione amministrativa e fornire servizi migliori ai cittadini. Il tutto passa attraverso un piano di riordino del 2024 che forniva una fotografia delle allora criticità territoriali. La Regione Veneto in questo periodo sta provvedendo ad erogare finanziamenti ai comuni, sia ai piccoli comuni, in quanto in bilancio c'è stato uno stanziamento maggiore per i piccoli comuni delle aree svantaggiate, ma anche per aggregare e mettere assieme servizi. Penso ai fondi per gli studi di fattibilità proprio per la condivisione di servizi tra comuni, penso ai fondi per le unioni, per le fusioni, per le unioni montane. Questo progetto è un progetto che parte sin dal 2024 col piano di riordino territoriale, che ha messo in luce alcune criticità territoriali proprio nella capacità di poter erogare da parte dei comuni i servizi. Criticità che ad oggi in parte risultano anche superate grazie proprio all'attività che gli stessi comuni hanno fatto e grazie proprio a dei sindaci eroi sul territorio che hanno saputo sfruttare al meglio anche le risorse della comunità europea, nazionali e regionali. Il problema dei piccioni a Jesolo deve essere risolto in fretta, crea troppi disagi, è l'appello degli albergatori dell'Associazione Jesolana. I piccioni crescono in maniera esponenziale e questo ci creano pochi problemi, soprattutto a livello di guano ovunque, guano sui marciapiedi, guano sulle macchine, guano sui lettini dei giardini e della spiaggia. Molto spesso gli ospiti ci contestano la pulizia della macchina, ci contestano insomma, che non è neanche un bel vedere, anche dal punto di vista sanitario siamo preoccupati. Il problema dei piccioni con cui Jesolo combatte ormai da anni e che crea notevoli disagi deve essere risolto. In prima linea l'Associazione Jesolana Albergatori, che ha chiesto all'amministrazione comunale un intervento. Le proposte ci sarebbero, evidenzia Contarini, come già sperimentato a Venezia. Un mangime di tipo chimico che possa sterilizzare questi piccioni e capisco che possa essere visto in malo modo, ma un abbattimento selezionato di piccioni possa essere richiesto, anche perché, ripeto, stanno crescendo in maniera forte, crescono esponenzialmente ed è un problema che spesso sottovalutiamo o facciamo finta che non esista, però se ci rivolgiamo agli albergatori ma anche ai campeggiatori stessi vedremo che è un problema molto molto sentito. Altre soluzioni non esistono, abbiamo provato con i falchi, ma i falchi non fanno altro che spostare da destra a sinistra le colonie di piccioni, abbiamo provato con aromi forti, naftalina, peperoncino e quant'altro, abbiamo provato con le strisce luminescenti, abbiamo provato con i falchi finti. Questo soprattutto alla luce dei numeri già positivi che si stanno registrando nella località balneare e dell'avvio della stagione estiva. Un'occupazione alberghiera che ha rasentato il sold out, quasi il 100% negli alberghi che erano aperti, tutti molto contenti, non solo gli albergatori ma sicuramente anche ristoratori, negozianti in genere, perché la località è stata in questo periodo, quindi 1-3 maggio, un vero e proprio Ferragosto.
Distogliere i giovani dai social e avvicinarli al loro territorio è quanto si propone il progetto che si sta sviluppando tra Feltre e Seren del Grappa. Si chiama News and Talk 2.0, il progetto che vede insieme i comuni di Feltre e Seren del Grappa. Lo scopo è sviluppare politiche di inclusione rivolte ai giovani, valorizzando il territorio in cui vivono. Il piano giovani News and Talk 2.0 ha varie caratteristiche. La prima è importante, abbiamo cominciato con i ragazzi sui social, non ci devono stare molto e quindi studiare, lavorare anche sui libri. La seconda parte, i giovani e l'arte, abbiamo una mostra che è ancora che si può visitare alle Torri del Castello, quindi la Torre del Campanone e anche la Torre dell'Orologio, di un ragazzo giovane, quindi Diego Bassani, e questo terzo momento dove cerchiamo di catturare i giovani e l'agricoltura. Prossimo appuntamento il 23 maggio a Seren, tra località Stalle e Castel San Siro, intitolato Abitare i luoghi, curare la terra, una sfida possibile per i giovani agricoltori. Riteniamo che i giovani possano scrivere il futuro e possano anche scrivere il territorio. Ecco che con questo incontro è uno dei momenti che promuoviamo, che sosteniamo. Siamo anche contenti che questa presentazione di esperienza possa essere per loro un vanto e una presentazione del loro lavoro che in questi anni hanno portato avanti con tenacia e con convinzione per curare il territorio, per valorizzarlo e per provare anche a svilupparlo in maniera consapevole sia del luogo in cui si trova e anche della biodiversità coltivata che loro si propongono di tutelare. Aprile da record per l'azienda ospedaliera, l'ospedale Università di Padova, 20 trapianti di fegato in un solo mese che consacrano il centro padovano eccellenza nazionale ed internazionale. Io voglio interpretare questo aumento drastico e improvviso della disponibilità di donazione come una risposta al trauma collettivo della perdita del piccolo Domenico, sapete, in seguito a quel trapianto di cuore. Come al solito gli italiani rispondono ai traumi, ai grandi eventi con una grande generosità, con grande spinta, con grande disponibilità verso gli altri. È proprio dalle crepe che entra alla luce. Il professor Umberto Cillo interpreta il record di 20 trapianti di fegato nel solo mese di aprile come una reazione positiva al dramma del piccolo Domenico, il bimbo di 2 anni e mezzo deceduto il 21 febbraio all'ospedale Monaldi di Napoli dopo un trapianto di cuore. Il risultato raggiunto al centro trapianti dell'azienda ospedale Università di Padova lo consacra di fatto tra le eccellenze nazionali ed internazionali nel campo della chirurgia trapiantologica. Una macchina complessa da gestire, ma che parla di competenza, lavoro quotidiano silenzioso e dedizione dell'equipe del professor Cillo. Per raddoppiare improvvisamente un'attività complessa come quella del trapianto di fegato c'è bisogno di un enorme sforzo logistico. Io credo che l'azienda ospedaliera di Padova abbia fatto proprio questo, ha messo a disposizione strutture, professionisti, medici, infermieri, spazi, proprio per affrontare questa crisi, che è una crisi positiva perché ci ha permesso di salvare tante più vite. Era un'occasione che non potevamo perdere. Un traguardo che non sarebbe stato possibile senza la generosità dei donatori, che secondo gli ultimi dati sono sempre più anziani. L'età media dei donatori in Veneto si sta alzando, è intorno ai 70 anni. Questo non è assolutamente una controindicazione alla donazione, anche perché grazie alla ricerca, grazie al continuo lavoro clinico e soprattutto all'utilizzo delle macchine da perfusione è possibile utilizzare anche organi di pazienti estremamente anziani. Per chiunque volesse esprimere la propria volontà donativa c'è un'importante occasione in programma. Ci si può esprimere in molti modi, uno dei più importanti e fondamentali anche in vista di una data di scadenza delle tessere di carta d'identità cartacea del prossimo 3 agosto è possibile esprimersi quando verrà rinnovata la carta d'identità, in cui a tutti i cittadini e cittadine maggiorenni verrà chiesto di esprimersi in materia di donazione, quindi è un appuntamento estremamente importante in cui bisogna arrivare documentati, informati, quindi consigliamo sempre di consultare i siti istituzionali del Centro Nazionale Trapianti o del Coordinamento Regionale Trapianti per informarsi e fare una scelta consapevole. Noi siamo in chiusura, ringrazio Tony Esposito e Alessandro Granziera in regia. Io ora vi lascio come di consueto alla sigla a seguire le previsioni del tempo e poi spazio con TG Sicurezza, progetto scuole geniali, a seguire ancora Casa Papagallo con la ricetta del giorno e poi alle 15:50 il film 12 anni schiavo. Grazie ancora per averci seguito, buon proseguimento di giornata su Antenna 3.